Buonasera amici di Rugby House. 24, questo è il risultato della caserma Gelsomini, la grande sfida dell'11° turno tra Fiamme Oro Roma e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti, ma parleremo anche dell'esordio delle nostre ladies, le askere, delle ragazze della FMCZ Rugby Rovigo Delta, e sono un po' battuto, non so bene come introdurvelo. Allora faccio un passo indietro. La mia introduzione deve essere legata al pre-domenica, ok? Quindi con noi Edoardo Lubian Flanker della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Avrei detto, se questa presentazione l'avessi fatta dopo, signor Lubian arbitro, ma ne parleremo. Giovanni Pinato, coach delle ladies, benvenuto Giovanni. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, Edo, a parte gli scherzi, entriamo subito nella valutazione, nell'analisi di quanto è successo sabato a Ponte Galeria, caserma Gelsomini, campo ostico. Lo sappiamo, una vittoria che è sfumata proprio all'ultimo secondo. Sì, c'è stato il calcio finale che l'ha messo dentro il loro calciatore, è arrivato il pareggio, è stata una partita molto difficile come sapevamo, loro l'avevano preparata nei minimi dettagli e ci hanno messo in difficoltà soprattutto nella seconda parte del primo tempo. Nel primo tempo noi l'avevamo incominciato molto bene, era finita 13-0, dopo ci sono state alcune occasioni per loro e hanno segnato e dopo la partita si è messa un po' di difficoltà per noi. Che si può dire? Un pareggio è meglio di una sconfitta e ripartiamo da qua, guardiamo il Sandonà la settimana prossima e così. Sì, la partenza dopo 17 minuti, 13-0 per noi, poi loro hanno anche la capacità e la bravura di chiudere il primo tempo comunque in vantaggio 15-13 col calcio di Ronden. È ovvio che lì un po' cambia. Dopo ripartiamo subito bene con la bellissima meta di Guido Barione e loro pian piano probabilmente abbiamo pagato una forte indisciplina da parte nostra, no? Quello sicuramente, io in primis abbiamo fatto diversi falli che potevano essere evitati, però abbiamo già visto il video in settimana dove si poteva migliorare, soprattutto la disciplina, e siamo fiduciosi. Adesso affronteremo il Sandonà, che è la squadra che non abbiamo mai battuto negli ultimi 2 anni e quindi sarà una grandissima sfida qui al Battaglini e vedremo di recuperare almeno qualche punto che è mancato a Roma. Ecco, parleremo di Sandonà fra qualche istante. Una cosa sicuramente mi ha fatto specie guardando la partita. Noi non è una questione di alibi, però secondo te queste 2 settimane di pausa ci hanno un po' penalizzato rispetto a loro che comunque hanno vinto il trofeo eccellenza, avevano un po' più di ritmo, o è proprio figlia della partita il risultato senza nessun tipo di pendenza? Per me è figlia della partita, perché in queste 2 settimane noi non siamo stati fermi, abbiamo analizzato i loro punti deboli, abbiamo cercato di trovare delle giocate che potevano mettere in difficoltà, quindi non siamo stati fermi neanche noi, magari abbiamo riposato, abbiamo recuperato anche dei giocatori che erano infortunati, questo per me insomma non ci ha fatto male questa pausa. Poi c'è anche da dire che eravamo partiti molto bene, abbiamo fatto 13 punti, quindi non me la sento di dire che queste 2 settimane ci ha fatto male. Anche perché non vinci, siamo stati fermi, ha perso il ritmo. Lo potevano dire, magari se perdevano un po' usurati dalle partite, per cui insomma va a capire questa storia com'è. Giovanni, tu hai visto un po' di partite, no? Che impressione hai avuto? Non l'ho vista tutta, ma è stata una partita, a mio avviso, la mia opinione è sempre molto così umile e modesta per quello che ne so io, è stata una partita bella, combattuta, peccato parlare di situazioni in cui l'arbitro può o meno intervenire, è bello parlare di vittoria pulita, mi dispiace quando si incentra il punto su delle situazioni arbitrali che non mi permetto di giudicare assolutamente. A me è piaciuta e forse 24-24 era, non è, per la passione che ho per il rugby Rovigo, non è il risultato che mi sarei aspettato, ecco, tutto qui. Certo, tutti avremmo voluto un altro punteggio, i giocatori in primis. Un altro aspetto di colore, ascoltando un po' la telecronaca da Roma si parlava di uno stadio gremito in ogni ordine di posti, parlando di invasione rossoblù, in realtà sì, c'era un po' di tifosi, ma tutta sta gente in fondo
Io non ho visto chi è in tribuna, ero un po' occupato in campo, però Gremito è un'altra roba. Ecco, Giovanni faceva un po' una menzione di quello che è il discorso arbitrale, ne abbiamo parlato anche noi adesso, insomma, nella pretrasmissione, se ne è parlato in questi giorni post partita. So che adesso tu devi stare attento come parli di certe cose, però è ovvio che qualche episodio c'è stato abbastanza borderline, ma volendo analizzare la nostra partita, qualcuno ha detto ma forse non siamo più così performanti in mischia, sarebbe stato meglio calciare. Col senno di poi tutti sono bravi, che sia chiaro, però ho la sensazione che vi sentivate, no? Quella dominanza e quella possibilità di portare a casa la meta tecnica. Beh, le prime 2 mischie, insomma, che mi ricordo, ci ha dato calcio a favore, quindi eravamo molto fiduciosi in quella parte del gioco, quindi abbiamo scelto di andare per la mischia. Dopo le valutazioni che vengono dopo la partita sono semplici, però... Ecco, Edo, io adesso in questo momento non ricordo precisamente, il fallo che Vivarini ci dà è un'introduzione storta o una spinta anticipata? Perché noi avevamo il palo davanti, per cui poco abbiamo visto. Era una spinta anticipata. Quindi praticamente lui ci ha fiscato 2 spinte anticipate, sì. La terza mischia lì e l'altra successiva qualche minuto dopo. Sì, è stata una parte del gioco, insomma, che dovremmo rivedere, perché loro hanno cambiato il pilone perché si è infortunato. E un po' le dinamiche della mischia cambiano, sappiamo il valore di George. Sì, Di Stefano è molto più bravo fuori, George è molto più scramager, sì. Quindi... ce lo ricordiamo bene l'anno scorso che ci ha dato una mano. Soprattutto lui ci conosce anche forse qualche... Sì, no, vabbè, non me la sento di dire cose. Comunque credo che quando è entrato lui, insomma, la mischia si è equilibrata e in qualche mischia ci ha anche dato un po' sì, ci ha creato delle difficoltà. Però non me la sento di dire che con uno o con quell'altro. Lo possiamo dire noi. Sì, noi sì. Noi da tifosi lo possiamo dire. E ricordiamo un grande affetto a George, anche un bravissimo ragazzo. Tra l'altro loro con questa scelta di talonare velocemente il pallone per dare la possibilità ad Amenta di ripartire, sono riusciti comunque ad andare oltre un problema proprio di spinta o trovare delle soluzioni alla nostra forza in mischia ordinata. Beh, con le nuove regole della mischia, le mischie si dovrebbero giocare così, molto velocemente, dovrebbe essere una fase di gioco molto rapida. Noi sappiamo la nostra forza e quindi magari certe volte lo utilizziamo per avanzare, per toglierci un pochettino dai guai, e loro invece l'hanno interpretata come una fase di gioco immediata che può dare subito per giocare a largo, e in certe parti della partita ci ha messo anche difficoltà. Il loro numero 8 sappiamo che è molto forte nell'1 contro 1 e anche a fare offload, però abbiamo rallentato anche le loro introduzioni credo nella seconda parte. Sì, assolutamente, sono state molto meno rapide rispetto che nella prima parte, questo sì. Giovanni, una battuta rapida e poi entriamo nello specifico del movimento femminile rossoblu. So che le ragazze hanno una venerazione per insomma, la prima squadra. Beh, non solo le ragazze, anche no, certo, insomma. Nel senso che per chi ama il rugby, insomma, sono dei punti di riferimento, e quindi anche per loro, come anche per tutti noi, come punti di riferimento per me personalmente può essere gli allenatori, per le ragazze sono ovviamente i giocatori, insomma, è quel rugby che vorrebbero esprimere già loro, però ovviamente comunque sono espresse molto bene, poi ne parleremo. Andiamo a vedere gli highlights del 24 pari della caserma Gelsomini della FMCZ Rugby Rovigo Delta di sabato scorso in trasferta a Roma contro le Fiamme Oro. Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti alla caserma Gelsomini di Roma, 11° turno del campionato d'eccellenza, massimo campionato italiano di rugby, sfida Fiamme Oro a destra dei vostri teleschermi, FMCZ Rugby Rovigo Delta nella classica tenuta rossoblu. Ciao Antonio, benvenuto. Buon pomeriggio, buon rugby per le mischie successive. E qui entra in gioco il concetto di adattamento che viene fatto sia attraverso l'arbitro sia con la squadra avversaria, soprattutto nelle prime mischie. È preponderante, è potente, è assolutamente efficace del campionato
anzi scusa, la terza difesa del campionato, ma se togliamo quelli che sono i punti, Mirko Menta, ancora Rovigo, Chillon, Mantelli, il piede dell'apertura rossoblù ad esplorare la profondità, c'è Ngualafe, la presa è sicura, la palla per Andrea Bacchetti e ancora boom su David Odiete e Davis, attenzione, lo scippo di Massimo Cioffi in mezzo ai pali, una magia dell'ala rodigina e arriva alla meta quando siamo giunti al 10° del primo tempo. Ha portato il pallone per il rossoblù oltre i pali. Arriva la conversione di Leo Mantelli, a 0 Luca Roden, il calcio, c'era la pressione non efficace della difesa rossoblù, la presa di David Odiete. Vediamo l'estremo vuole rischiare il traffico all'ora di punta, non è sempre consigliabile, forse un piede sarebbe stata una scelta migliore, però Rovigo lo gioca ancora, le mani di Sepe chiaramente in fuorigioco in terra romana. Buona la potenza, buono tutto, buona la traiettoria, per cui 3 punti. Odiete, attenzione, Roden, cross kick, la corsa e la meta di Ngualafe su cui Odiete stava rientrando dopo il placcaggio precedente e non è riuscito, costringendo ovviamente i rossoblù a stringere intorno a Sepe, per molti anni responsabile di Valsugana in quella situazione. Attenzione, Ngualafe, punta Chillone, se ne va oltre la meta. Hanno provato a giocare ed è andata molto bene alle Fiamme Oro. Roden non infila l'H, Rovigo resta avanti di 1 punto, ma grande possibilità per la squadra locale di sorpassare i rodigini. La palla è bella indirizzata. C'è un avanzamento disturbato dalle Fiamme, ma il pallone riesce a rimanere ancora per Rovigo. Carica Giovanni Nicker, ben sostenuto da Davis, quindi ottimo il lavoro. È bellissimo questo interno di Mantelli per Odiete, 2 contro 1, Barion. La meta di Guido Barion al 45° della ripresa. La possibilità e il possesso, la squadra rodigina. Non sembra precisa questa esecuzione da parte dell'apertura rossoblù. Grande interesse. Roden parte al piede, bello dritto in mezzo all'H, sulle bandierine. Brugnara. Grande velocità nella salita da parte dei Fiamme Oro. Sì, è fondamentale in queste circostanze qui, quando parti dal punto di incontro, essere veramente forte per evitare che ovviamente gli avversari prendano, come successo in questo caso, vedi, salita buona di Zago, però non ha messo bene il minimo Matteo Ferro, che ovviamente sfugge. E cosa ci inventa Mantelli nel frattempo che noi stavamo descrivendo la difesa? Assoluto valore. Intanto parte Luca Roden, anche questa trasformazione è buona nell'esecuzione. Giovanni Cricaterra, un passaggio per Odiete, rientra, va oltre Jacob, l'estremo rossoblù ancora. Poteva forse provarci Alberto Chillon con un corridoio tra Jacob e tanto c'è un vantaggio, era tra Jacob e Licata. Ancora buono lo scontro, De Marchi riesce ad andare oltre, il pallone per Rovigo. Leo Mantelli, facile, dritto in mezzo ai pali, Rovigo avanti di 3. Ngualafe nel traffico. Deve salire la difesa di qua. Scivola via, in maniera pericolosa, e Davis a metterlo giù. Ancora Gabbianelli. Monberg fa fatica a uscire, eccolo qua. Vivarini va a fischiare immediatamente, prende la rincorsa. Sembra ben indirizzato questo calcio. Bandierine su, finisce il match a Roma, alla caserma Gelsomini, 24 pari tra Fiamme Oro e FMCZ Rugby Rovigo Delta. L'appuntamento. Bentornati in studio dopo le immagini di sabato scorso. Perché? Perché adesso parliamo di quello che succederà, o cerchiamo di anticipare i temi della prossima partita fra 48 ore, insomma, scarse allo stadio Mario Battaglini, ore 15 contro l'Afer San Donà, che, detta come va detta, molto semplicemente è l'unica squadra in campionato a averci battuto quest'anno. Tu giustamente ricordavi che da un po' che non li battiamo. Sì, circa 2 anni credo che non riusciamo a batterli né in casa né nel loro campo, e quindi è una buona occasione per mettere le cose in chiaro con i Battaglini. Loro sono una buona squadra, hanno una buonissima difesa, salgono molto vicino ai punti di incontro, quindi sarà una grande sfida come quella che abbiamo fatto a Roma, e speriamo che finisca in modo diverso. È un trittico Fiamme Oro, San Donà, Viadana,
di grande valore, di estrema importanza per il cammino playoff della FMCZ Rugby Rovigo Delta. E se sabato scorso eravamo un po' penalizzati dagli scontri diretti perché Calvisano andava a Reggio, che poi molto semplice non è stato neanche per Calvisano, questa settimana diciamo che il doppio scontro sarà molto più interessante, perché oltre a Rovigo San Donato sarà Calvisano Fiamme Oro, per cui qualche sfumatura in più ne uscirà da questa doppia sfida. Speriamo che le Fiamme Oro facciano il colpaccio del San Michele, però sappiamo che Calvisano è una squadra veramente performante in ogni punto della loro squadra, però gli manca il 10, che per me è veramente il giocatore che gli fa la differenza nelle linee di tre quarti, e vedremo se Guidi e le Fiamme Oro riusciranno a metterli in difficoltà. Noi ci speriamo, però la nostra testa inevitabilmente dovrà essere al Battaglini, perché contro il San Donà come squadra non ci regalano niente, l'abbiamo visto sia a San Donà sia gli anni scorsi, anche qua al Battaglini, quindi noi pensiamo a noi e ai nostri punti di forza, e speriamo di portare a casa la partita che tutti i nostri tifosi si aspettano. Certamente. Giovanni, allora domenica scorsa l'esordio ufficiale in Coppa Italia delle Ladies, una vittoria su 4 partite, un ottimo risultato, anche perché ricordiamo questo progetto è nato quest'anno. Sì, è nato quest'anno esattamente a settembre sono iniziati gli allenamenti. Il progetto è nato quest'anno grazie a 2 bellissimi interventi nelle scuole, che abbiamo anche realizzato con la collaborazione dell'Este, Celeste Rugby e del Monselice Rugby. E questi 2 interventi nelle scuole, con 2 bellissime giornate al Battaglini, si sono radunati circa 200 alunni, prevalentemente alunne, nelle rispettive giornate. Quell'intervento ha fatto sì che a settembre raccogliessimo i frutti di quel lavoro fatto era stato proposto un rugby flag, quindi primordiale o comunque sia propedeutico all'attività per avvicinare più ragazze possibili, insomma l'obiettivo era creare il Team Ladies. E a settembre i numeri sono stati veramente sbalorditivi, sono arrivate quantomeno a provare almeno un allenamento 30-35 ragazze, poi ne sono rimaste ovviamente uno zoccolo duro di 25 e con quella abbiamo iniziato l'attività in campo, insomma 3 allenamenti alla settimana, la soddisfazione è proprio fattiva, piena. Ecco, 25 sono ottimi numeri secondo me in questo primo anno. Già che ci siamo, possiamo promuovere, c'è ancora la possibilità di partecipare? Assolutamente sì, cioè di se c'è qualche ragazza all'ascolto che assolutamente, vuole provare. Noi ci alleniamo il martedì, il mercoledì e da questa settimana il venerdì, dalle 6 alle 19.30, dalle 18 alle 19.30 al Battaglini. I riferimenti ci sono perché è Rugby Rovigo Delta. Quindi la segreteria del Rugby Rovigo Delta. Quindi chiunque, anzi auspichiamo che vengano sempre più ragazze a provare, perché in realtà 25 bene, il prossimo anno di queste 25 che sono partite con l'Under 16, molte diventeranno senior e quindi avremo bisogno di linfa nuova per ricreare un'altra 16 e lavorare sia sulla senior e sia con la 16. Quindi nel vostro progetto c'è anche quello di partire con la senior l'anno prossimo? Certamente, perché di fatto molte delle ragazze che adesso stanno giocando il secondo anno di Under 16, il prossimo anno usciranno dalla categoria, non c'è per dire un Under 18 e quindi dovranno sfociare in senior in sostanza. Come state vedendo voi, come state appunto sentendo questa presenza femminile allo stadio che è anomala, no? Fino adesso sì, con tanta curiosità, perché io ho visto varie partite della femminile in televisione e vedo che il livello è molto alto del rugby, si è giocato e quindi con molta curiosità andrò appunto a vederle spesso per vedere i loro punti di forza. Quindi. Tanto il movimento femminile sta dando anche quasi più soddisfazione di quello maschile, no? A livello nazionale. Quindi... Quello sicuramente. Giovanni, allora, domenica scorsa, la prima giornata di Coppa Italia, una vittoria su 4 partite, una quasi sfiorata, proprio una meta alla fine. La quarta partita. Ma sono state
4 partite bellissime, al di là del risultato. Eravamo tutti emozionati, giocatrici in primis, ma anche noi dello staff. Anzi, volevo precisarti, io non sono l'allenatore capo, è Alessandro Trivellato, l'head coach, io aiuto, sono il secondo allenatore. E comunque eravamo tutti emozionati. E non ci aspettavamo una prima vittoria subito, la prima partita così, 4 mete pari, poi i calci realizzati dalla Maria Gloria Visentin. Insomma, è stata una soddisfazione incredibile, per noi poteva finire lì la giornata e tornare a casa, però poi le altre partite sono state belle perché al di là del risultato hanno posto le ragazze davanti a un avversario finalmente, alla realtà, a cosa dobbiamo fare adesso, come dobbiamo lavorare per ovviamente migliorare. Quindi è stata un'esperienza veramente formativa per tutti. Ecco, ho sempre notato un grande entusiasmo da parte delle ladies nelle varie iniziative che la FMCZ Rugby Rovigo Delta ha proposto nel corso di questa prima parte di stagione. Ricordo la cena di Natale, ricordo anche le Befane, possiamo dirlo, no? Che le Befane il 6 gennaio in realtà le ragazze, ma anche la volontà di fare il corridoio loro, nel senso che hanno detto abbiamo portato fortuna con Calvisano, possiamo farlo anche con Reggio, penso fosse, o col Petrarca per il 23 di dicembre, per cui una presenza, una volontà di essere partecipi del movimento che è una positività che fa bene, no? che comunque che piace. Sì, piace far parte di un ambiente così bello, così grande, così importante per Rovigo soprattutto. È bello sentir parlare di femminile sul giornale, è bello sentirne parlare in giro ed è soprattutto bello l'entusiasmo che ci stanno mettendo. E ci mettiamo tutti ovviamente. Ci mancherebbe. Allora, facciamo una cosa, parlavamo di Sandonà, facciamo un'ultima battuta con Edo riguardo Sandonà, entrando più nell'aspetto tecnico. Quali sono le chiavi secondo te di questo match? Loro hanno dei giocatori di esperienza molto forti individualmente come Ambrosini, poi Derbyshire, anche Pratichetti che è passato di qui, quindi sarà molto difficile fermare i loro attacchi che sono molto concreti quindi sarà una bella partita soprattutto nei punti di incontro perché sono ruvidi loro molto ci hanno messo difficoltà nella prima partita del campionato che era la terza partita sì. Quindi sarà un bel match. Hanno dei sudafricani che non si tirano indietro. Anche Stefan ne sa qualcosa purtroppo, che salutiamo Stefan Basson, insomma un buon recupero, il primo infortunio in 10 anni che gioca in Italia, insomma ci stanno, adesso non gli andrà mica sempre bene. Mette un abbraccio a Stefi, hanno un Bauer che si assomiglia molto a Momber come tipo di giocatore, no? Stilisticamente sono simili, sono molto gemelli. Li hanno separati uno di qua dall'Adige e uno sul Piave. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi di eccellenza, poi rientriamo perché ci sono le classiche domande per Edo. Abbiamo anche Conor O'Shea che è voluto far parte della nostra trasmissione e con cui parleremo di 6 nazioni. Dopo la sconfitta con il Viadana, ancora una partita in casa per la Lazio di Montella che affronta i Medicei di Firenze. Un match sicuramente alla portata per la squadra biancoceleste che ha bisogno di tornare a vincere, se non per la classifica, vista l'assenza di retrocessioni, sicuramente per il morale e per dimostrare di essere all'altezza anche delle squadre che sono sopra di lei in classifica. Non sarà della partita Alberto Corcos, il giovanissimo pilone romano, si è infortunato nell'ultima azione contro la squadra di Frati. Per lui una frattura scomposta al piede che lo terrà lontano dai campi. Vedremo quali saranno le scelte di Montella, che ultimamente sta facendo ruotare molto i giovani a disposizione anche per provare quelle che saranno le scelte per il prossimo anno e per trovare i giusti automatismi in campo. Nel primo sabato del 6 Nazioni 2018 il campionato mette in scena un 12° turno che per Mogliano si presenta, ma sarà così fino all'ultima partita, vista la stagione del tutto anomala dei bianco-blu, estremamente impegnativo. Al Quaggia scende infatti in campo un Viadana bisognoso di un successo a tutti i costi, per non rimanere troppo attardato nella corsa al quarto posto, con le Fiamme Oro che attualmente lo occupano a 34 punti, reduci dal buon pareggio contro Rovigo, e soprattutto con un Sandonà che dopo la pesantissima vittoria esterna di Firenze proprio al Battaglini va in continuo
contemporanea a caccia dell'accreditamento definitivo quale candidato ufficiale per i playoff. Per il 15 di Dallanora la ripresa del campionato ha coinciso con un brutto risveglio dopo le due piccole soddisfazioni nel trofeo eccellenza. Le vittorie con Reggio e San Donà non hanno trovato infatti continuità alla prova del campionato, con la pesante sconfitta nel derby di Padova a confermare l'annata no della squadra trevigiana. Per il match con Viadana lo staff può contare sul rientro ormai consolidato di Bondonno e sull'impiego del francese Mornas, unico straniero a non aver abbandonato la truppa nel momento della tempesta finanziaria che ha di fatto privato il gruppo di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Considerato anche l'esordio della nazionale Under 20 che vede il numero 8 Manni tra i probabili titolari, il tecnico moglianese dovrà inventarsi qualcosa di davvero ingegnoso per contrastare i mantovani tra le formazioni più complete del campionato, anche se andate a perdersi in un paio di sconfitte evitabilissime che ora costringono coach Frati a non poter più commettere nemmeno mezzo passo falso. La gara sarà diretta dal signor Lombardo di Lecco con calcio d'inizio alle ore 15. La 12ª giornata del campionato nazionale eccellenza prevede la sfida del quaggio tra Mogliano e Viadana. Per la squadra di coach Frati, reduce da un'agevole vittoria in casa Lazio, arriva un altro incontro in cui l'obiettivo dichiarato sono i 5 punti in classifica. Per Mogliano è una stagione molto difficile, con difficoltà societarie e giocatori che hanno lasciato stagione in corso, ma nonostante gli uomini di coach Dallanora abbiano dimostrato uno scatto d'orgoglio nelle ultime settimane, la vittoria dei mantovani sembra pronosticabile, carte alla mano. Per la squadra di Frati, che in settimana ha tenuto un allenamento congiunto assieme alle Zebre allo stadio Lanfranchi, l'occasione è di quelle davvero importanti, anche perché le dirette rivali per il quarto posto, Fiamme Oro e San Donà, sono impegnate rispettivamente fuori casa a Calvisano e a Rovigo. Viadana in caso di vittoria e in caso di non punti da parte di Cremisi e Veneti se le scavalcherebbe entrambe, anche perché poi i mantovani sono attesi da un trittico di fuoco in rapida successione contro Calvisano, Rovigo e Fiamme Oro, ma affrontarlo dal quarto posto e padroni del proprio destino potrebbe essere decisamente un vantaggio. Allora diciamo che quando c'è Edo Lubina in trasmissione non è mai una puntata normale, insomma il fascino, la stima, l'amore nei confronti di questo ragazzo, di questo giocatore, insomma va al di là di qualsiasi cognizione umana e razionale, e anche i tifosi ovviamente insomma poi si lanciano su Facebook. Sapete che quando viene presentato l'ospite tutti i tifosi possono fare delle domande, e le domande a Edo sono: ma è vero che sei andato ad arbitrare l'Under 14 per sentirti più giovane e giocare altri 20 anni? Dici di sì, Rovigo non aspetta altro. E Paolo scriverlo, è vero sta cosa? No, per sentirmi più giovane non riesco, perché ormai le articolazioni sono quelle che sono. Però sì, mi sono divertito molto a arbitrare l'Under 14. Ecco, no, fermati sull'arbitro, che c'è una parte poi specifica che prenderemo in considerazione, perché non pensate di venire qua a farlo splendido, perché abbiamo delle sorprese per te, caro il mio Edo Lubian. Marco, visto che sei del mestiere, ci spieghi che differenza c'è fra open side e blind side flanker? Open side di solito, perché c'è anche una differenza di numeri tra il mondo sudafricano e quello europeo e degli altri continenti. L'open side sarebbe quello che è un placatore che ruba tanti palloni, sarebbe il fetcher, termine tecnico, cioè un giocatore ruvido che ruba tanti palloni, che rallenta il gioco in generale, e mentre l'altro flanker è quello che è un pochettino, che ha più dimestichezza col salto, che è di solito è più longilineo, salta in touche, il giocatore intelligente, vede dove andare, però ormai il rugby moderno tutti sanno fare tutto, e quindi questa categoria per me sta andando un po' a disuso. Vedo l'Inghilterra che utilizza tecnicamente 2 open side flanker, quindi questa categoria ormai diciamo questa divisione sta scemando. Diciamo che il blind side è quasi una transizione fra una seconda e una terza, praticamente, e il 7 è il Richie McCaw della situazione, esatto, o l'Edoardo Lubian nostro, ecco. Claudio, non ti dico il cognome perché immagino che tu sappia chi sia. È vero che sei fonte di ispirazione per Matteo Ferro e Nicola Bibi Quaglio. Raccontaci il tuo segreto di bellezza e ispirazione. Beh, saluto Claudio, che ti sono vicino, sei sempre il mio idolo. Non raccontarci poi del viaggio in Scozia che avete fatto per il novembre. Nicola Bibi Quaglio, che insomma è via nazionale ma i social della Rugby Rovigo li guarda sempre.
Bibi, mi raccomando, poi parliamo di nazionali ovviamente. Dice: ciao Edoardo, impressionante la tua tecnica di spinta. Gli hashtag ve li faccio guardare sui social. Questa è una presa in giro di Nicola, perché nella foto purtroppo sono andato un pochettino alto a spingere, quindi lui subito a punzecchiarmi su questa cosa, perché lui dice che non spingo, invece spinge solo lui, vero? Si spinge solo lui. Allora, la cosa è che io l'ho aiutato a spingere di più, e infatti deve ringraziarmi solo, che adesso è... Vivi, è inutile che fai lo splendido. Adesso abbiamo capito il perché tu sei là. Va bene, allora è ovvio che con la tua presenza qua negli ultimi giorni è stato grande interesse la tua nuova esperienza come arbitro. Tra l'altro la federazione insomma, ha fatto anche un comunicato in cui elogia la tua scelta. Come è nata intanto questa volontà? Non ti intanto ringrazio la federazione e tutti che mi hanno fatto degli articoli che non merito, quindi. Però mi è sempre un po' appassionato questo mondo arbitrale, quindi sono andato al corso, che invito anche tanti a fare, solamente per imparare più regole. Anche io ho imparato degli aspetti che non sapevo di conoscere. Tipo? Faccio un esempio. Ci sono tante regole, tante piccolezze che magari non ci pensi, però in un campo da rugby può succedere. Incappare in queste regole, e quindi è stato molto interessante dal punto di vista insomma di studio delle regole del gioco. E poi ho voluto incominciare siccome mi ha appassionato, e ho provato a gestire una partita. È stato un po' difficile andare dall'altra parte, però alla fine mi sono divertito anche. Sì, sì. Tanto tu sei tornato alle mezzanotte, alle 11, mezzanotte da Roma, che ora sei tornato? A mezzanotte e mezza. Ecco, poi... Ma i bimbi di Frassinelle come ti hanno accolto? Perché immagino anche il loro stupore, la loro felicità. No, alla fine no. Chi Allora, è questo? L'ho già visto forse, ma non lo so. Ah, ma il caschetto di solito, è per quello che non riconosco. Ma il fatto che ti abbiamo fatto questi articoli, perché sei bravo a arbitrare o forse a giocare non sei più così? Bravo a arbitrare adesso ci vuole il coraggio a dirlo. Ho fatto anche 2 o 3 errori di una certa rilevanza, però credo, perché non ci sono tanti che passano da giocatore a arbitro anche quando sono in attività. Io ho voluto provare per vedere, a medesimarmi in questa categoria che vedo solamente dall'esterno. Magari delle volte ci si arrabbia anche con loro perché fanno degli errori, però vi posso assicurare che è molto difficile vedere certe Questa cose. tua esperienza secondo te ti fa diventare più comprensivo o un po' più battagliero nei confronti degli arbitri? Adesso mi ricordo sabato che c'è quel punto d'incontro in cui tu metti le mani sull'ovale, Vivarini ti fischia, cioè praticamente che tu bloccavi l'ovale senza prenderlo, mi sembra aver interpretato. No, quello aveva ragione Vivarini, devo dire, perché ho appoggiato prima le mani. Però comprensivo sicuramente, sono migliorato tanto, perché una volta ero veramente tremendo verso gli arbitri. Sì, perché gli aspetti del gioco sono talmente tanti che è anche difficile vederlo, quindi seduti in poltrona o magari giocando dici queste cose, però è difficile vederle. A qualcuno è anche suggerito di ripassarsi il regolamento qui allo stadio. Questo mai. Giovanni, quanto importante è un esempio come Edo, che comunque è veramente un idolo? Insomma, noi abbiamo detto più volte che a Rovigo non è famoso l'urlo di Munch, ma è famoso l'urlo di Edo Lubian, no? Ecco, che si metta dall'altra parte, proprio per il movimento, per i bimbi, per la gente. Ma è importante perché probabilmente fa capire che l'arbitro in campo non è un avversario, nel senso è parte del gioco, è parte integrante della partita, e come tale
hai detto giustamente tu, mi trovo d'accordo, io diventerei più comprensivo, nel senso mi rendo conto ad arbitrare che è difficile, quando vado a giocare evito allora a quel punto, perché so che è difficile prendere quella decisione, evito a quel punto di, che ne so, infuriarmi o inveire verso l'ufficiale di gara. Quindi secondo me dà un esempio, cioè anche per tutti i giocatori, capire effettivamente dall'altra parte che cosa è che si vede, che magari si fa fatica a decidere, insomma. Certo. Tra l'altro c'è un ex giocatore come Federico Boraso che in maniera molto rapida è riuscito anche a ottenere ottime gratificazioni, no? Come arbitro. Il fatto che tu sia ancora in attività è un caso abbastanza speciale. Allora facciamo una cosa, mandiamo l'intervista a Conor O'Shea per quanto riguarda le 6 nazioni, poi rientriamo, abbiamo fatto una pausa in più perché abbiamo voglia di parlare stasera in chiusura di Rugby House, ricordando anche ovviamente la partita di sabato contro Sandonà. Il CT, Conor O'Shea. Per tutti perché ci sono tanti agenti qui, tanti dei nostri tifosi e speriamo dopo la partita domenica tutti è orgoglioso della nostra prestazione, vedremo il risultato ma vogliamo fare tutti orgogliosi di questa squadra. Ultima parte è ufficiale, ve lo dico, ultima parte. Il Rugby House, abbiamo sentito Conor O'Shea, 6 nazioni che parte domenica, poi la 20, la femminile, insomma siamo entrati nel vivo del Six Nations 2018. Edo, diciamo che tu hai fatto un 6 nazioni under 20. Una partita. Galles? No, in Irlanda. In Irlanda. Forse le possibilità che tu giochi un 6 nazioni seniores non sono tantissime, per cui immagino che una tua volontà sarà quella magari di arbitrarlo un giorno, no? Te la senti? Magari. Perfetto, allora andiamo subito a testare le capacità di Edo Luben come arbitro. Allora vogliamo capire in inglese, quindi mi serve sia il vocale che la gestualità. Abbiamo già... Allora facciamo la gestualità quando diciamo la prima linea tira giù quella davanti, qual è il gesto e in inglese come si direbbe? In inglese... In italiano? Posso dire a te. In italiano il gesto qual è? Perfetto. Pull, scrum down. Perfetto, Edo pronuncia che neanche Nigel Owen ce l'ha, no, perché sente che c'è l'accento gallese, Nigel Owen invece Edo è perfetto. C'è l'accento rovigotto. Certo che no. E cos'è che... L'altra cosa, lancio storto in touche. Beh, quello è facile. E in inglese sarebbe? Lunch. Throw, not straight. Not straight. Perfetto. Era facile. Era facilissimo. Facilissimo. Forse proprio la parola. Questa è la più facile però. In caso di presunta concussion, cosa succede? Beh, si continua il gioco quando però il pallone va vicino al giocatore che è compromesso, si fischia, perché la priorità è quella della salvaguardia del giocatore. E la gestualità dell'arbitro quando c'è la concussion cosa dice? Alza la mano? Ah sì, vabbè. Quello c'ho il testone, quindi è facile. E LED check. Signori, Edo è partito col piede giusto. Adesso ci mettiamo d'accordo per qualche ripetizione di inglese, ma fin lì ci siamo alla grande. Alla grande. Va bene. Allora, abbiamo anche ripassato le regole, cosa fondamentale. Suggerisci anche tu di ripassare le regole un po' tutti, no? Anche perché fuori gioco e storta è un classico delle tribune ormai. Prima che lanci, è bellissimo. No, tra l'altro una cosa importante che serve a tutti, e io lo consulto spesso perché mi serve, c'è proprio nel sito c'è una della World Rugby, se non ricordo male, c'è proprio una sezione dedicata agli arbitri con tutte le regole, anche proprio la gestualità e i casi specifici per aumentare la propria competenza, perché il rugby effettivamente non è uno sport semplice a livello di regole. Quindi sarebbe un buon uso, ecco, farlo prima di venire allo stadio un po' per tutti. Io lo faccio settimanalmente, non ci arrivo alla fine, ma insomma ci provo.
Sabato giochiamo contro il San Donà, sfida importante verso i playoff 2017-2018. Che dire, bisogna essere tutti al Battaglini, alle 15 a sostenere i ragazzi. Edo Lubian ricordava il fatto che non battiamo San Donà da un po' di tempo, l'unica ad averci battuto in campionato quest'anno. C'è bisogno di rifarsi, c'è bisogno di proseguire la strada verso le semifinali perlomeno, per cui tutto allo stadio alle 15. Edo, grazie per essere venuto. Grazie a voi. Giovanni, prossimo appuntamento con le Ladies? Allora, il 14 di febbraio a Montebelluna, poi a seguire il 4 marzo a Padova, ma vorrei ricordare il 20 maggio a Rovigo, il primo concentramento che faremo Team Ladies, Rugby Rovigo Delta, qui a Rovigo, quindi sarà un appuntamento veramente emozionante, perché sarà la prima volta che riusciamo a portare qui un numero così grande, e ti posso assicurare è veramente grande, di atlete del rugby femminile. E noi non mancheremo di ricordarlo e supportare le Ladies in questo progetto e in questo nuovo cassetto, nuovo file, nuovo movimento che alimenta sempre di più la passione ovale rossoblu. Sabato tutti presenti ore 15, mi raccomando, sempre e comunque forza Rovigo!